Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Cari amici ascoltatori, ci troviamo a Campo San Piero per raccontarvi di un'associazione che abbiamo già dedicato una puntata in questa trasmissione Ernestina dalla fine del mondo, l'associazione Retina Veneto, un'associazione che si occupa di malattie rare oculare e che fa un grande lavoro di solidarietà e anche di diffusione di questo tipo di malattie. Ma venite con noi per scoprirla. Come potete vedere dalle immagini trasmesse sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, cari amici ascoltatori, ci troviamo in un posto stupendo, un oasi di pace. Infatti, ci troviamo all'oasi Sant'Antonio di Campo San Piero. Questa è una casa di spiritualità gestita dai frati minori conventuali in collaborazione con le suore francescane missionarie di Assisi. Il legame tra l'Oasi Sant'Antonio e Sant'Antonio di Padova è profondo. Nel 1231 il santo trascorse l'ultimo periodo della sua vita a Campo San Piero, ospite del conte Tiso VI, e da là parte morente verso la sua destinazione finale, un luogo senz'altro emotivo per tanti fedeli. E questa residenza è stata scelta come sede per l'assemblea annuale dell'Associazione Retina Veneto APS, che vedete in video. Retina Veneto è stata fondata nel 2015 a Campo San Piero, in provincia di Padova. Sin dalla sua nascita ha operato all'interno del reparto di oculistica dell'ospedale di Campo San Piero, offrendo supporto ai pazienti affetti da distrofie retiniche ereditarie. La presenza diretta in ospedale ha permesso all'associazione di instaurare un rapporto stretto con i pazienti e il personale medico, facilitando l'accesso alle informazioni e ai servizi necessari. La missione principale di Retina Veneto APS è migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie retiniche. L'associazione si dedica alla promozione e allo sviluppo della ricerca scientifica per individuare le cause, le cure e le strategie di prevenzione per patologie come la retiniti pigmentosa, le degenerazioni maculari e altre distrofie retiniche ereditarie. Inoltre si impegna nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo a queste malattie, nell'offrire sostegno concreto ai pazienti e alle loro famiglie. Retina Veneto collabora attivamente con diversi enti e istituzioni per ampliare l'efficacia delle sue azioni. Per esempio le unità locali sociosanitarie, cioè le ULS del Veneto. L'associazione lavora in sinergia con enti locali per garantire un supporto integrato ai pazienti affetti da patologie retiniche. Lo fa anche con la Regione Veneto, dove partecipa a tavoli di lavoro regionali per contribuire alla definizione di politiche sanitarie mirate alle malattie rare della vista. Poi i centri di ricerca e università. Retina Veneto collabora con istituti accademici e di ricerca per sostenere progetti scientifici volti a comprendere meglio le patologie retiniche e a sviluppare nuove terapie. L'associazione svolge una serie di attività volte a supportare i pazienti e a promuovere la ricerca. Offre supporto diretto alle persone colpite da patologie oculari, organizza eventi, seminari e campagne per aumentare la consapevolezza sulle malattie retiniche e sulle possibilità di prevenzione e cura. Tra l'altro promuove iniziative per raccogliere fondi destinati allo sviluppo e alla ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva. Ma un appuntamento immancabile nella vita dell'associazione è rappresentato dall'assemblea annuale dei soci, di cui vi avevamo raccontato all'inizio e che si è recentemente tenuta presso l'Oasi San Antonio a Campo San Piero. Tra l'altro, per chi ci segue in formato video, la state vedendo ora in queste immagini disponibili sul nostro canale YouTube e Facebook. Non dimenticate di seguirci anche lì. Questo incontro ha offerto l'opportunità di condividere aggiornamenti scientifici, discutere dei progressi terapeutici e confrontarsi sulle esperienze cliniche. Durante l'assemblea sono stati intervistati alcuni dei principali collaboratori dell'Associazione Retina Veneto e anche noti professionisti del settore a livello nazionale. Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con loro e di commentare alcuni argomenti di questa assemblea. A continuazione sentiremo il professore Francesco Parmegiani,
professore associato di malattie dell'apparato visivo presso l'Università di Ferrara. Il suo lavoro si concentra sulla ricerca e sul trattamento delle malattie retiniche ereditarie, con particolare attenzione alla retinite pigmentosa. Poi al dottor Marco Tavolato, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica presso l'ospedale di Campo San Piero, con una vasta esperienza in chirurgia della catarata, refrattiva e vitreoretinica. Tutti riuniti qui grazie ad Antonio Ongaro, presidente dell'associazione, attività che svolge da tempo, sempre accompagnato dalla moglie Palmira e dalla figlia Giulia, instancabili collaboratrici. Loro si impegnano nella guida dell'associazione e nella promozione delle sue attività a favore dei pazienti e ci dedicano anche loro un messaggio. Cari amici, siamo qui con 3 persone che voi già conoscete in questa trasmissione, Ernestina dalla Fine del Mondo, quindi è un piacere riavervi qua. Iniziamo da te, caro Antonio. Sì. Presentati per i nostri ascoltatori se magari qualcuno nuovo non vi conosce e anche i dottori che abbiamo qua. Benissimo, buongiorno a tutti, io sono Ongaro Antonio, presidente dell'Associazione Retina Veneto APS, con sede l'ufficio legale presso la divisione oculistica dell'ospedale di Campo San Piero, Oltre Seugane. Accanto a me c'è il professor Francesco Parmeggiani, responsabile scientifico del nostro centro e dipendente dell'Università di Ferrara, e poi c'è primario della divisione oculistica dell'ospedale di Campo San Piero, il dottor Tavolato Marco. Ecco, siamo qui con 3 persone molto importanti in una giornata importante per un'associazione importante. Antonio, che messaggio possiamo trasmettere anche riflettendo un po' sull'importanza di diffondere queste iniziative per avere più coscienza di queste malattie? Ma le iniziative sono sempre molto importanti, è sempre molto importante parlarne, così, perché quando l'individuo, ahimè, viene colpito da questa malattia, non è solo l'individuo stesso che ha, tra virgolette, questo handicap, ma viene coinvolto anche tutto il nucleo familiare, così. E noi ci diamo da fare nell'ambito, come associazione, nell'ambito psicologico, collaboriamo nell'ambito del reparto di oculistica nel dare delle aiuti e quindi contiamo molto sulla presenza di tante persone, di questi soci, che si possono magari integrare con un aiuto anche economico a far sì che questo centro, che è un centro europeo, diventi ancora più importante. Ecco, grazie mille. Dottor, un messaggio, un pensiero su questa giornata oggi qua? Giornata sempre importante parlarne, importante soprattutto cercare finalmente, direi, di rendere anche un pochino più coscienti i pazienti dei loro doveri e dei loro diritti. Il dovere di un paziente con malattia rara è quello di associarsi, a mio avviso, perché diversamente un malato raro per definizione resta raro e resta poco ascoltato. L'associazionismo quindi per queste malattie è fondamentale, proprio per dare più voce a queste persone negli ambiti dei diversi sistemi sanitari nazionali, ma anche europei, senz'altro, e mondiali ovviamente. Penso anche all'Argentina, tanti dei nostri ascoltatori discendenti di bellunesi veneti che ci ascoltano qui su Radio ABM, quindi sì, grazie. Ultimo ma non meno importante, primario, un suo messaggio? Ma colgo l'occasione per ringraziare Retina Veneto, questa associazione che proprio quest'anno ha fatto anche una donazione di un importante strumento nella nostra struttura. È importante questa acquisizione per poter garantire un miglioramento alle cure che diamo ai nostri pazienti e anche una responsabilizzazione per noi che riceviamo questo dono. È un segno importante di questa associazione e della mission che queste associazioni hanno nel dare sempre qualcosa a questi pazienti affetti da queste malattie rari ma non meno importanti. Assolutamente d'accordo, grazie mille, grazie e complimenti per il bellissimo lavoro che fate. Quindi grazie, vi aspettiamo in Argentina e Sud America. Non siete mai stati là? Me lo chiedo sempre. No. Ci inviti, vediamo. In Sud America sì, non in Argentina. Beh, dobbiamo. A Buenos Aires, un giorno sono stato. Direi. Bene, ma dobbiamo allora rimediare, vi aspettiamo là e vi ringrazio tanto, grazie. Come potete vedere è importante il lavoro che fa l'associazione per poter continuare con la missione di aumentare la consapevolezza e dare supporto ai pazienti affetti da queste rare malattie. Ne parlano ai nostri microfoni anche la dottoressa Adelaide Peruzzi, giovane promessa e medico genetista, e il dottor Enzo Diorio, noto biologo genetista e ricercatore con pluriennale esperienza. Ascoltiamoli insieme.
Cari amici ascoltatori, continuiamo qua in questa assemblea dell'Associazione Retina Veneto che vi abbiamo già raccontato in questa trasmissione Ernestina dalla fine del mondo, e sono con altre due importanti personalità di questa assemblea. Vi chiederò, dottori, per favore di presentarvi per i nostri ascoltatori così vi conoscono, e poi vi chiederò un po' di cosa avete parlato oggi qui all'assemblea e se avete qualche messaggio da condividere con noi e con i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio ABM. Dottoressa, iniziamo da lei. Va bene. Ti faccio io tranquilla. Ok. Ciao, sono Adelaide Peruzzi, sono medico genetista, mi sono specializzata a gennaio presso l'Università di Bologna, ma ho svolto appunto l'ultimo periodo della mia specializzazione presso l'Università di Padova, dove ho avuto la possibilità di appunto studiare questo gruppo di patologie, ovvero le distrofie retiniche ereditarie. E penso che questo argomento insomma sia molto importante e soprattutto le associazioni sono fondamentali, le associazioni di pazienti per dare voce a un problema che, pur essendo nell'ambito delle malattie rare e quindi magari poche persone le conoscono, però l'insieme dei pazienti può veramente rappresentare una forza e quindi diciamo far conoscere la problematica a livello poi istituzionale, quindi penso che sia... Sì, penso sia importante, che mi permetto, perché poi tanti pazienti con diverse malattie in altri ambiti a volte si sentono un po' da soli o che non vengono ascoltati, quindi aggiunge un altro dolore al loro dolore della malattia, quindi è importante, è un bellissimo messaggio. Dottoressa, grazie mille, e siamo qua con... Enzo Diorio, collega di Adelaide, biologo genetista presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e l'UOC di Genetica ed Epidemiologia Clinica dell'azienda ospedale di Padova. E oggi è un piacere essere qua perché abbiamo fatto una relazione sulle nostre analisi genetiche per le retinopatie. Abbiamo quindi mostrato ai pazienti in aula e un po' l'elaborazione, diciamo così, statistica di quanti casi risolti e quali no, e poi abbiamo anche abbiamo esposto un po' i dati, diciamo così, che ci sono in letteratura delle terapie innovative. E quindi alla diagnosi genetica, ok, il primo step, poi dopo è importante consigliare al paziente eventuali terapie innovative, che sono quelli appunto della terapia genica, e qualcosa inizia a arrivare, ci sono circa 30 nuove possibili terapie, quindi questo è stato, diciamo, un'occasione buona per poterle illustrare, perché i pazienti di solito non sono il nostro normale bacino o gli studenti, almeno per me all'università, e quindi avere il contatto diretto con un'aula piena, diciamo, di pazienti affetti da retinopatia, insomma è stata una bella occasione. E ringraziamo l'associazione per questa opportunità. Ringrazio anche voi per questo spazio, complimenti per il lavoro che fate. Speriamo che presto in futuro ci possano essere anche nuove innovazioni. Dottori, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie dottori per la sua testimonianza. Importante la partecipazione e la condivisione di queste novità all'assemblea per arricchire ulteriormente le conoscenze dei soci. Ma non è solo ricerca e innovazione. La rete di supporto ai pazienti è fondamentale, come lo sono i momenti di condivisione e amicizia. Al termine dell'assemblea, i soci hanno partecipato a un pranzo conviviale per ricaricare le energie. Il tutto è stato arricchito dalla presenza del grande ufficiale Fausto Bortolò, rinomato maestro gelatiere bellunese, che ha portato un dono prezioso da Zoppedicadore fino a Campo San Piero Padova. In questa occasione, Fausto Bortolò ha presentato 2 gusti di gelato particolari e ha condiviso con tutti i presenti: Rosso Tiziano e Alleluia. Quest'ultimo è stato recentemente presentato in Vaticano in occasione del Gelato Day, evento che celebra l'eccellenza del gelato artigianale italiano. Lui ha partecipato ad una comitiva speciale e lasciamo a Fausto fare la presentazione. Si chiama Rosso Tiziano. Il Rosso Tiziano è un gelato che abbiamo fatto una ventina d'anni fa con i prodotti dell'epoca di Tiziano Vecellio, cioè, intendevo dire, all'epoca c'era il latte, la panna, i lamponi, e al posto dello zucchero abbiamo messo il miele.
Quello che ho fatto oggi ho messo il zucchero perché il mio era troppo caro. Comunque al posto dei lamponi non è ancora la stagione, ce la faranno. Comunque è un bel rosso tiziano lo stesso. Grazie. A chi non piace alzi la mano. A chi non piace, quindi a posto. L'altro invece si chiama Alleluia. Giusto perché siamo in questa struttura. Io faccio parte dell'Art Class. L'Art Class è la Confederazione Europea delle Associazioni di Categoria che fanno parte di una decina di nazioni. Quest'anno, ogni anno fanno un gusto particolare che si chiama il gusto dell'anno attuale per tutta Europa. Quest'anno è toccato all'Italia. In occasione del giubileo ho pensato di fare un gusto nuovo e l'ho battezzato Alleluia. Che bravissimo passo! L'Alleluia è stato presentato il 23 marzo, pochi giorni fa, a Roma. Avevamo anche l'appuntamento col Papa, purtroppo per tutti sanno non ci ha potuto ricevere, comunque il gelato è stato presentato lo stesso ed ha avuto un successo e quest'oggi assaggerete l'Alleluia e il rosso tiziano. Auguri a tutti! La partecipazione di Fausto Bortolò ha infuso all'evento una nota di dolcezza e prestigio, evidenziando il valore del sostegno e della solidarietà nella missione dell'associazione. Non era però da solo. Immancabile la presenza della moglie Rita e di amici maestri gelatieri, il cui contributo ha reso ancora più speciale il momento. Grazie e complimenti a Fausto e moglie Rita, a Efrem e Nives Bortolot, a Riccardo e Nadia Simonetti per questo dono squisito che ha rallegrato non solo i soci, ma tutti i presenti. Grazie per essere sempre pronti a condividere il frutto di anni di passione e impegno. Questi gelatieri bellunesi che vedete qua hanno saputo regalare con la loro maestria un assaggio di dolcezza e un sorriso in più. L'associazione Retina Veneto continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per le persone affette da distrofie retiniche ereditarie nel Veneto. Attraverso la collaborazione con professionisti del settore medico, enti pubblici e privati e grazie al supporto della comunità, l'associazione prosegue nel suo impegno volto a migliorare la qualità della vita dei pazienti, promuovendo ricerca, sensibilizzazione e assistenza concreta. E noi qui di Ernestina dalla fine del mondo siamo lieti di poter raccontarvi di questa associazione e di poter condividere con tutti voi, cari amici ascoltatori che ci seguite in tutto il mondo su Radio ABM, di questa importante realtà. Ed è da questo luogo bellissimo, in questa pace, che la nostra puntata di oggi finisce qua. Spero vi sia piaciuta tanto come a noi. Ricordate, cari amici, che se volete rivedere questa e tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, o anche sul mio canale YouTube, Migranti TV. Vi aspetto là. Vi saluto fino a prossima settimana e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.